Buonasera a tutti, a nome del coro sezionale Anaudine, gruppo di Codroico, grazie per la vostra numerosa presenza, ringrazio anch'io tutte le autorità qui presenti che non enumero, è un grande piacere, un grande onore per noi, aprire questa 3 giorni di festeggiamenti per il 95esimo del gruppo di Codroico e aprire questa rassegna dedicata a Torino Masarotti e mi corre l'obbligo naturalmente di salutare anche il coro che si esibirà dopo di noi, l'Ottetto di Treviso, a cui va il nostro sentito grazie per aver accolto il nostro invito. Veniamo dunque alla nostra esibizione che, essendo dedicata appunto in primis al gruppo Alpini di Codroico, sarà incentrata su brani della tradizione alpina e di montagna con l'aggiunta di qualche pezzo d'autore. Iniziamo con un brano che esprime al meglio la bellezza del cantare insieme. Cantare riesce a sollevare gli animi turbati, a dare speranza a quelli afflitti, a creare una comunità coesa fondata su saldi principi di Marino Paladino, amici miei.
viene eseguito soprattutto dalle bande musicali alpine, specie durante le sfilate. Lo usiamo spesso nelle nostre rassegne corali come brano d'apertura, visto il suo contenuto. Si tratta di un invito esplicito a liberare la strada perché passino i soldati, ma è al contempo un invito ad aprire i propri cuori perché tutti possano sentirsi parte dei sentimenti di questi soldati pronti a sacrificarsi per la patria, per la propria famiglia e per la pace. Nell'armonizzazione di Gianni Malatesta, aprite le porte. Dal 28 ottobre 1940 al 23 aprile 1941, la campagna di Grecia, come è noto, rappresentò una vera e propria tragedia per la divisione alpina Iulia che in quei pochi mesi subì perdite devastanti. Si parla di oltre 10.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri. La resistenza greca, che aveva bloccato sui monti l'avanzata italiana, aveva mutato la battaglia in una logorante guerra di posizione. E tra questi monti il Golico fu più volte conquistato e perduto, soprattutto nel marzo 1941, purtroppo con numerosi morti tra gli alpini dei battaglioni Tolmezzo, Gemona e Cividale. In questo brano di Bepi De Marzi, l'alpino, conscio che qualsiasi azione potrebbe essere l'ultima, rivolge un pensiero alla madre, a colei che potrebbe perdere il figlio da un momento all'altro, e prega la Madonna di dare a lei la forza di piangere senza disperazione. Carlo Geminiani e Bepi De Marzi, il Golico.
Rimaniamo col prossimo brano nel medesimo scenario della campagna di Grecia. Una piccola gola nei pressi del Monte Golico sorgeva il villaggio di Perati, bagnato da un affluente del fiume Voiussa. Perati era un luogo solo in apparenza secondario, perché il ponte che superava quel fiume segnava allora il confine fra Albania e Grecia ed era pertanto zona strategica dal punto di vista militare. Presso il ponte di Perati, perso e riconquistato più volte, la Giulia fu impegnata in aspri combattimenti e subì gravi perdite, ma il sacrificio degli alpini permise ad altre forze dell'esercito italiano di scappare e trovare rifugio in Albania, prima di essere a loro volta massacrate dai greci. Il brano che eseguiremo, con una melodia molto semplice, nacque proprio in quegli anni drammatici, per non dimenticare il dramma consumato sul ponte di Perati, dove a prezzo di tante giovani vite venne infine piantato il tricolore nell'armonizzazione di Efrem Casagrande sul ponte di Perati. Facciamo ora un passo indietro per fare memoria della Prima Guerra Mondiale. Sul finire del 1917, come è noto, dopo la ritirata di Caporetto, le truppe italiane erano riuscite a fermare sul Piave l'avanzata degli austriaci, che di conseguenza pensarono di puntare al Monte Grappa, dove un eventuale sfondamento avrebbe liberato la strada verso la pianura padana. Dopo oltre un mese di battaglia, consumatasi dal 13 novembre al 21 dicembre,
Le posizioni furono tuttavia mantenute e l'offensiva austriaca definitivamente bloccata. In quelle fredde notti di novembre, sotto la gelida pioggia, in mezzo al fango, privati talvolta del cibo, eroico fu l'apporto dei nostri soldati, in particolare dei ragazzi del 99, giovani diciottenni che contribuirono strenuamente alla difesa del monte e che più avanti avrebbero partecipato alle nuove offensive sino alla vittoria finale. A loro e a chi come loro persero la vita in quei tragici giorni sul campo è dedicata questa canzone di Sabino Toscano, Neve Rossa.
Il prossimo brano è un vero e proprio inno al valore di sentimenti puri, di immagini e di vicende passate, capaci di rimanere nel presente e nel futuro. Forse col tempo le esperienze negative passeranno, forse rimarrà la bellezza, rimarranno le emozioni, rimarranno i suoni e gli sguardi che ci hanno cresciuto e ci hanno donato una vita migliore. Di Gianfranco Salatini, musicato da Giorgio Susana, Resterà la luce. Il prossimo brano fa memoria della triste storia del tenente degli Alpini Italo Stagni, medaglia d'oro al valore militare, che dopo essere stato fatto prigioniero nella sacca del Don sarebbe morto in un campo di prigionia sovietico nel 1947. Le parole sono tratte da una composizione poetica che lo stesso Italo Stagno scrisse su un taccuino di appunti e che giunse fino a noi grazie al tenente medico Enrico Reginato, che gli rimase accanto sino all'ultimo respiro. Si tratta del grido di un prigioniero di guerra, non un grido disperato, ma un grido di speranza rivolto a Dio. Un messaggio quanto mai attuale in un mondo, quello di oggi, ancora lacerato dalle sofferenze della guerra. Di Italo Stagno, musicato da Mario Lanaro, Finché la notte. Oh,
giunti dunque al termine della nostra parte di concerto. Abbiamo cantato finora con l'alpinità, in particolare nel ricordo del dramma della guerra come monito per tutti, ma lo sappiamo, alpinità è anche e soprattutto sinonimo di gioia di stare insieme, così in questi momenti di forte intensità emotiva vogliamo congedarci con un brano dal tono più leggero, spensierato, La strada ferrata, tratto dal repertorio popolare Tristi, e facendo di nuovo i nostri migliori auguri al gruppo di Codroivo per il 95esimo e lasciando poi lo spazio all'Ottetto Anna di Treviso. Vi ringrazio di cuore ancora per i vostri applausi e la vostra attenzione. Arrivederci alla prossima.